Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, le notizie principali di oggi. Ponte sullo Stretto, botte e risposte in aula durante il question time tra il Verde Bonelli e il ministro Salvini. Per il deputato il progetto manca di prova sismica. 9 anni e 2 mesi per Giovanni Luppino, l'incensurato imprenditore agricolo di Campobello di Mazara, autista di Matteo Messina Denaro. Per conto del boss chiedeva anche il pizzo. Ha aggredito un medico all'ospedale Cervello di Palermo, 23enne arrestato per tentato omicidio. Il professionista si era rifiutato di prescrivere un farmaco. Allarme fentanyl anche in Italia. Il governo vara un piano di prevenzione e contrasto della cosiddetta droga degli zombie, che comincia a dilagare tra i giovani. San Giovanni Galermo, un quartiere dimenticato dove i pericoli sono dietro l'angolo a partire dalle strade prive di manutenzione. C'è anche una pista ciclabile che però è ricoperta da cespugli. Sicilia tra le mete più gettonate per la Pasqua, strutture ricettive piene e buone aspettative per la stagione turistica. Le città d'arte tra le più preferite. Laurea magistrale honoris causa a Mimmo Cuticchio, il maestro puparo orgoglio siciliano, il riconoscimento da parte dell'Università di Palermo. E apriamo con l'acceso scambio di accuse tra il ministro Salvini e il Verde Bonelli sul ponte durante il question time alla Camera. Luca Ciliberti. Bagarre nell'aula della Camera durante il question time sul ponte sullo Stretto di Messina. Il ministro Salvini ha risposto all'interrogazione dell'onorevole Angelo Bonelli in merito alle obbligazioni contrattuali poste a carico della società Stretto di Messina nel caso di aumento dei costi o di ritardi nell'esecuzione dell'opera. Lei con legge ha riesumato il progetto del ponte sullo Stretto di Messina, vecchio di oltre 10 anni, un costo che aveva inizialmente nel 2005 di 3,9 miliardi di euro, costo che poi è arrivato, secondo i dati del documento economico di programmazione economica e finanziaria, a 13,5 miliardi di euro. Salvini non ha dubbi sulla trasparenza del percorso intrapreso. Io rispetto la sua opinione assolutamente contraria a questa come ad altre grandi opere, penso alla TAV, penso al Mose. Per quello che mi riguarda penso che gli italiani ci abbiano dato fiducia proprio per realizzare quelle piccole e grandi opere in Sicilia, in Lombardia, nel Lazio e in Veneto che da troppi anni i professionisti del no stanno bloccando. Ma Bonelli incalza il ministro. Voi pensate di realizzare un'infrastruttura di questo tipo nella zona dove è avvenuto il terremoto più importante della storia della Repubblica senza fare la micronizzazione sismica? Lei è spregiudicato, signor Ministro. Salvini a quel punto, contro il regolamento della Camera, prima di rispondere all'interrogazione successiva, usa una parte del tempo a disposizione per replicare proprio a Bonelli, alimentando un clima già teso in aula. No, perché qua qualcuno lascia presupporre che il governo costruisca un ponte destinato a crollare. Ministro, è semplicemente folle. Non è possibile dal punto di vista regolamentare, si deve attenere alla risposta rispetto al quesito. In merito alle dichiarazioni in aula è intervenuto anche Pietro Ciucci, amministratore delegato della società Stretto di Messina, specificando che il comitato tecnico scientifico, nella relazione citata da Bonelli, ha espresso all'unanimità un parere positivo sul progetto. In particolare il quadro geosismico tettonico dell'area dello Stretto sarà aggiornato in sede di progetto esecutivo con gli studi e le ricerche effettuate negli ultimi 20 anni. Giovanni Luppino, l'incensurato imprenditore agricolo di Campobello di Mazara che faceva da autista a Matteo Messina Denaro, è stato condannato a 9 anni e 2 mesi per conto del boss, chiedeva anche il pizzo. Laura Spanò. Il GUP di Palermo, Cristina Lobue, ha condannato a 9 anni per favoreggiamento e procurata in osservanza di pena aggravati Giovanni Luppino, l'imprenditore agricolo di Campobello di Mazara che ha fatto da autista al boss Matteo Messina Denaro negli ultimi anni della sua vita da latitante. Luppino, arrestato assieme al boss il 16 gennaio 2023 davanti alla clinica La Maddalena di Palermo, secondo l'accusa rappresentata in aula dai PM della DDA Piero Padova e Gianluca De Leo, ha inoltre chiesto soldi per conto del capomafia e insieme ai suoi 2 figli arrestati
arrestati a febbraio scorso, ha curato spostamenti, traslochi e diversi aspetti organizzativi della latitanza del padrino di Castelvetrano. La procura, nelle scorse udienze, aveva chiesto la condanna dell'imputato a 14 anni e 4 mesi di carcere. L'imprenditore aveva raccontato a sua difesa che a fargli conoscere Messina Denaro spacciandolo per un suo cugino nel 2020 era stato un suo compaesano, Andrea Bonafede, il geometra che prestò l'identità al capomafia, pure lui in carcere, che gli avrebbe chiesto di accompagnarlo a Palermo per delle cure. Il capomafia gli sarebbe stato presentato col nome di Francesco Salsi e solo dopo tempo Luppino ne avrebbe conosciuto la vera identità. Da allora, per ragioni umanitarie, sapendo che il boss era gravemente malato, l'imputato avrebbe continuato ad accompagnare Messina Denaro alle terapie. Per ben 50 volte però hanno scoperto gli inquirenti. Non è la prima condanna subita dalle persone della cerchia ristretta che ha aiutato Messina Denaro nell'ultima parte della sua vita. Andrea Bonafede, l'ex operaio comunale, indicato come il postino delle ricette mediche, è stato condannato a 6 anni e 8 mesi per favoreggiamento aggravato e procurato in osservanza di pena. Più pesante la pena, 13 anni e 4 mesi, inflitta invece a Lorena Lancieri per concorso esterno, 6 anni e 8 mesi, al marito Emanuele Bonafede per favoreggiamento e procurata in osservanza della pena. Escalation di aggressioni a medici e personale sanitario a Palermo. Arrestato un 23enne per tentato omicidio, avrebbe ferito al volto con un taglierino un dottore a causa di una ricetta negata. Roberta Lunghi. È stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio il presunto autore dell'aggressione avvenuta il 21 febbraio al dottore Alfredo Caputo, responsabile del reparto di endocrinologia oncologica dell'ospedale Cervello di Palermo. Il medico, mentre si trovava nella sua stanza di servizio, era impegnato in una conversazione telefonica, è stato raggiunto dal suo aggressore che, taglierino alla mano, ha iniziato a colpirlo al volto, provocandogli una grave lesione all'orecchio destro e al braccio sinistro con la recisione di un tendine. Le indagini e le dichiarazioni di alcuni testimoni hanno consentito di accertare che l'autore della brutale aggressione era un paziente della vittima. Il movente sarebbe legato al risentimento dell'indagato nei confronti del medico per la mancata somministrazione di un farmaco. Il fatto rimanda all'incessante escalation di violenza nei confronti di medici e personale ospedaliero. Una donna e 2 uomini sono infatti stati denunciati per avere aggredito i sanitari del pronto soccorso dell'ospedale Ingressia, sempre a Palermo. I 3 avrebbero accompagnato un loro familiare al pronto soccorso e avrebbero iniziato a bussare con forza alla porta dell'area di soccorso prendendola a calci e pugni e inveito contro i medici, ma sono stati allontanati dalle guardie giurate. Durante i momenti di tensione la donna è riuscita a entrare, ha afferrato per i capelli un'infermiera e avrebbe anche minacciato un'impiegata. È intervenuta la polizia che li ha bloccati, identificati e denunciati. Condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione il fisioterapista Antonino Galvano, 64 anni, di Raffadali, che era stato arrestato nel febbraio del 2021 con l'accusa di violenza sessuale in danno di 3 disabili che frequentavano un centro convenzionato. L'indagine fu avviata dopo le denunce della madre di una ragazza disabile che si era confidata col genitore dicendo di non volere più andare a fare quelle sedute. I carabinieri di Agrigento, all'epoca diretti dal maggiore Marco La Rovere, hanno posizionato delle microcamere e non soltanto è arrivata la prova di numerosi episodi di abusi, ma sono stati scoperti anche altri casi. E c'è una nuova pista per la strage di Altavilla Milicia. Giovanni Barreca potrebbe essere stato drogato da Massimo Carandente e Sabrina Fina. Marco Gullà. Un lavoro incessante e minuzioso sulla strage di Altavilla. Gli inquirenti e RIS collaborano a braccetto per capire chi ha avuto più responsabilità nella mattanza che c'è stata nella Villetta degli Orrori. Gli investigatori pensano che un ruolo fondamentale lo abbia avuto la coppia diabolica Massimo Carandente e Sabrina Fina. Sarebbero stati loro i registi della strage, secondo un'ultima pista che stanno percorrendo gli inquirenti. Il sospetto è che Giovanni Barreca possa essere stato drogato con qualche sostanza dalla coppia per indurlo a commettere gli omicidi. Era stato lui stesso a puntare il dito contro gli ex amici, facendo intendere di essere stato stordito e manipolato. Aveva confessato di averli accompagnati alla stazione ferroviaria dopo la carneficina e poi avrebbe telefonato ai carabinieri per consegnarsi. Non ero in me, ha detto, ero come imbambolato. Sabrina e Massimo mi hanno fatto bere qualcosa. Ma entrambi si difendono e dicono di non essere stati presenti durante gli omicidi dei figli e di Antonella Salamone, moglie di Barreca. Dove sta la verità? Al
setaccio ci sono i cellulari di tutti, anche della figlia di Barreca, che potrebbe aver avuto un ruolo primario nella strage. Gli interrogatori, previsti solamente quando saranno ultimati gli accertamenti sui telefoni e il computer, dovrebbero sicuramente fornire una nuova traccia su cosa è successo in quei giorni nella casa di Altavilla. Si teme anche in Italia il radicamento dell'uso del fentanyl come droga sostitutiva dell'eroina. Per questo il governo vara un piano di prevenzione e contrasto, mentre l''ndrangheta sembra voler intercettare la tendenza dell'uso della droga degli zombie che proviene dagli Stati Uniti. Roberta Lunghi. Vogliamo muoverci in un'ottica di prevenzione. Parola d'ordine, prevenzione, per evitare che in Italia si possa radicare il devastante fenomeno dell'uso improprio del fentanyl, farmaco fondamentale per le patologie del dolore, ma che può trasformarsi in strumento di morte se usato come sostitutivo dell'eroina, tendenza ormai consolidata negli Stati Uniti, dove la droga degli zombie ha causato solo nel 2022 100.000 morti. Per questo il governo italiano vara un piano per prevenire l'emergenza, presentato a Palazzo Chigi, alla presenza tra gli altri del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano e del ministro alla salute Schillaci. Tra i punti essenziali della prevenzione il monitoraggio dell'uso del fentanyl per evitare scopi non sanitari, l'attivazione di sistemi di allerta per prescrizioni anomale, i controlli del NAS dei carabinieri sulla distribuzione e maggiori misure di sicurezza nei luoghi di conservazione. Ma c'è anche la necessità di contrasto, in primis attraverso campagne di informazione per capirne la pericolosità. L'uso di fentanyl come droga, che a 2, a 3, a 4 milligrammi al giorno come sostituto dell'eroina, può causare una grave intossicazione acuta e quindi depressione respiratoria e morte per depressione respiratoria. Quello del fentanyl non è un traffico limitato agli Stati Uniti. In Unione Europea ci sono segnali in Portogallo e Gran Bretagna, ma l'interesse delle organizzazioni criminali è anche nel nostro paese. L'intelligence segnala anche una certa elasticità e prontezza da parte di sodalizi criminali italiani, in particolare dell''ndrangheta, per recepire questa sostanza. Il pericolo però di una criminalizzazione del fentanyl a prescindere esiste e qui il farmacologo ricorda che resta importante distinguerne l'uso. Va differenziato e tutelato l'uso dell'oppiaceo come analgesico, che non si deve discutere, e invece quello che sta facendo il Ministero, di cui siamo profondamente grati, che è l'analisi del rischio associato all'abuso. Dopo l'impugnativa di parte della finanziaria regionale e l'annuncio di un possibile stop ad altre norme del collegato, arrivano anche tagli agli investimenti in sanità. È un coro di no quello che si solleva dalla Sicilia al decreto Fitto, che rimodula i fondi del PNRR Sanità destinando una parte ai progetti energetici. Maglio Viola. No al taglio degli investimenti sanitari legati al PNRR. È un coro unanime quello che arriva dalla Sicilia al decreto di rimodulazione del ministro per la coesione Raffaele Fitto. Lo scopo del documento è spostare risorse sul progetto energetico Repower. Per farlo lo Stato taglierebbe in tutta Italia progetti in sanità per 700 milioni di euro. Una scure che non piace e che anche in Sicilia trova un forte no, così come in tutte le altre 19 regioni italiane. I tagli riguarderebbero soprattutto due assi di spesa, oltre $0,5 miliardi sulla misura verso un ospedale sicuro e sostenibile, mentre un taglio di 132 milioni avverrebbe nel programma Ecosistema Innovativo della Salute. Tagli minori lungo altri 3 assi di spesa. Su 4 delle 5 misure la Sicilia ha previsto interventi, in particolare 49 milioni per la sicurezza e l'ammodernamento degli ospedali di prossimità, i più piccoli, quasi 3 milioni per la rifunzionalizzazione energetica e sostenibile di ambulatori e strutture paraospedaliere, poco meno di 1,5 milioni in progetti e attrezzature per l'assistenza domiciliare. Obiezioni sollevate durante il vertice online degli assessori alla salute di tutte le regioni, al quale ha preso parte anche la titolare della delega del governo Schifani, Giovanna Volo. Non si tratta solo di cancellare progetti, lo stop a queste attività mette a rischio anche l'impianto complessivo degli investimenti in vista della riforma del sistema sanitario e azzopperebbe buona parte dei progetti già previsti e approvati dal governo nazionale, finanziati proprio col Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Al ministro è stata avanzata richiesta formale di ritirare il decreto e stavolta la battaglia non è soltanto siciliana, ma di tutte le regioni italiane.
La regione siciliana stabilizza 3.700 precari ASU, i cosiddetti lavoratori socialmente utili. Il governo nazionale non ha impugnato la norma e quindi è stato possibile avviare la procedura. Sentiamo come sono state suddivise le assunzioni provincia per provincia. Simona Mazzone. Appartengono alla categoria dei cosiddetti precari storici, sono gli ASU, ovvero i lavoratori impegnati in attività socialmente utili. Per loro un esercito di 3.700 persone, grandi novità, perché la regione siciliana ha firmato la norma che ne prevede la stabilizzazione. Il governo isolano ha dovuto attendere le decisioni da Roma sulla legge di stabilità. La norma che riguarda questa categoria di precari approvata nell'ultima finanziaria regionale non è stata impugnata e quindi si è potuto procedere. Intanto gli uffici stanno predisponendo la circolare da inviare agli enti utilizzatori per velocizzare la fase di applicazione e avviare le procedure per la stabilizzazione. I lavoratori ASU dovranno poi presentare la domanda direttamente agli enti. Si chiude così un'altra pagina del precariato siciliano per 3.701 lavoratori. Il numero più alto di stabilizzati si registra a Messina con 1.258, quasi il 34% del totale. Seguono Palermo con 679, Agrigento con 547, Trapani 479, poi Ragusa con 241, Catania con 161 stabilizzati e Siracusa con 123. A Caltanissetta sono 114 ed infine a Enna 99. Con questo obiettivo raggiunto dopo la mancata impugnativa della norma sull'iter di stabilizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha detto il presidente Schifani, rendiamo la nostra regione più solida e ordinata, riconoscendo dignità e diritti a migliaia di lavoratori siciliani. I poliziotti di Catania hanno arrestato un giovane che in 2 diversi episodi ha tentato di scippare la borsa a 2 donne direttamente dalla propria auto. In una occasione una delle vittime è caduta a terra procurandosi ferite. Vediamo. Si era escogitato lo Scippo Drive, un 24enne di Catania che nell'arco di alcuni minuti è diventato il terrore delle donne nel centro storico. Lo vedete in queste immagini mentre nel tentativo di portare a termine il furto ai danni di una passante in via Mancini, angolo via Vasta, le afferra con violenza la borsa mentre è alla guida di una piccola utilitaria col braccio sinistro fuori dal finestrino. La donna viene sbalzata in aria e trascinata per alcuni metri sul selciato. Per lei lesioni giudicate guaribili in 7 giorni. E da mezz'ora passata la mezzanotte trascorrono altri 3 minuti e il 24enne si sposta in piazza Duomo dove adocchia la sua prossima vittima, sempre restando a bordo della propria auto. Le si avvicina lentamente e cerca di improvviso di afferrarle la borsa. La vittima è riuscita fortunatamente a non perdere l'equilibrio. Lo scippatore pensava di averla fatta franca, ma attraverso l'analisi dei sistemi di videosorveglianza della zona gli agenti sono risaliti sia alla targa della macchina che al guidatore. Decisive anche le informazioni raccolte dai testimoni presenti al momento dei fatti. Il giovane è stato individuato e arrestato. Il GIP ha disposto nei confronti del 24enne gli arresti domiciliari per furto, tentato furto con strappo e lesioni personali. Catania è la sua periferia dimenticata. Siamo andati a San Giovanni Galermo, un quartiere dove i pericoli sono dietro l'angolo a partire dalle strade fatiscenti e prive di manutenzione. C'è anche una pista ciclabile che però è ricoperta dai cespugli. Tonino De Mana. Via Galermo Mulattiera, pericolosa in auto, in moto e a piedi. Abbiamo sintetizzato il tutto perché sono tanti i messaggi alla nostra linea di WhatsApp 342 74 55005 che segnalano lo stato di abbandono di una strada che collega il popoloso quartiere di San Giovanni Galermo alla circonvolazione di Catania. Un'arteria di fondamentale importanza per la viabilità cittadina, ma che al tempo stesso non riceve le giuste attenzioni da parte dell'amministrazione comunale. Basta osservare l'asfalto per rendersene conto, con buche ed avvallamenti che rappresentano un serio pericolo per tutti, in particolare per chi si avventura con un mezzo a 2 ruote. E non va meglio per i pedoni, costretti ad attraversare in punti dove le strisce sono sbiadite e dove il semaforo è inesistente, spento e addirittura fatiscente. Da queste parti gli incidenti sono all'ordine del giorno, anche mortali. E non va meglio tra le vie Polveriera ed Orsa Minore, tipico esempio di incrocio killer dove un semaforo o dei dossi potrebbero in parte ridurre la pericolosità. Periferie dimenticate, come conferma il consigliere della 4ª municipalità Giuseppe Ragusa.
Abbiamo effettuato 2 consigli, di cui uno itinerante in via Virdimura, e purtroppo le risposte delle amministrazioni centrali non sono mai arrivate. Segnaletica orizzontale e verticale non presente, caditoie distrutte e rumorose, quindi chiedo che le amministrazioni centrali si attivi immediatamente a risolvere queste problematiche ormai da circa 6 anni presenti e segnalate continuamente dal Consiglio di Municipio. A San Giovanni Calermo non si vedono biciclette, eppure in via Virdimura c'è una pista ciclabile sulle cui condizioni è meglio stendere un velo pietoso. Enormi cespugli invadono il tracciato, così gli amanti del pedale possono fare un bel giro, che di naturalistico però ha ben poco. Anche quest'anno la Sicilia è tra le mete più gettonate per la Pasqua, strutture ricettive piene e buone aspettative per la stagione turistica. Tra le città preferite quelle d'arte. Siamo stati a Siracusa. Francesco Aloi. Prevedere che tempo farà a Pasqua ancora è prematuro, ma quel che è certo è il boom di turisti. Una Pasqua un po' bassa a fine marzo, ma che ci dà dei numeri importanti per una stagione che riteniamo possa essere sulla falsariga del 2023, quindi una stagione importante per il turismo siciliano. Qui siamo a Siracusa, Ortigia è tra le mete preferite. I vicoli cominciano a riempirsi. Da dove arriva? Da Milano. Prima volta in Sicilia? No, già la seconda volta qua. Infatti sono tornata perché mi piace troppo la terra nobile. Sono tornata in questo posto in cui mi è capitato già di venire altre volte. Ci sono tornata per portare chi conosco. What did you visit? On a visité quoi? Catane, Taormina, l'Etna. In questo hotel è quasi tutto pieno. Ok, solo un attimo che verifico. Momentaneamente siamo pieni. Avrebbe altre date? Ma sarà pienone in tutte le città d'arte, da Palermo a Catania, passando per Agrigento. Nota positiva è anche l'aumento della permanenza media. Il turismo mordi e fuggi sembra in calo. Quest'anno Pasqua arriva prima e arrivano prima gli ospiti. Abbiamo un buonissimo riscontro da parte della clientela straniera che ha superato il soggiorno medio di 2 notti. La Sicilia viene scelta anche per soggiorni più lunghi, si va oltre i 3 giorni, i 3 pernottamenti. Sempre più turisti, numeri che valgono doppio considerato il caro voli. Anche per questa Pasqua arrivare in Sicilia in aereo costerà centinaia di euro, ma nonostante tutto le presenze crescono sempre più. Laurea magistrale honoris causa a Mimmo Cuticchio, il maestro puparo di Palermo. Oggi pomeriggio il riconoscimento da parte dell'Università di Palermo. Marco Gullà. Con i suoi pupi ha fatto divertire migliaia di persone, soprattutto bambini. Orlando, Rinaldo e Nea, tutti i pupi di Mimmo Cuticchio, questa volta si complimentano con il loro maestro per la laurea honoris causa in italianistica che gli ha conferito l'Università di Palermo oggi pomeriggio. Nel 2023 ha compiuto 50 anni il teatrino di Via Bara l'Olivella, dove, proseguendo il tragitto del padre Giacomo, Mimmo Cuticchio è andato oltre la tradizione. L'opera dei pupi fa sempre tutto esaurito e oggi per lui il riconoscimento di Unipar. Un riconoscimento è sempre qualcosa di importante in quanto tu pensi che qualcuno ti ha pensato, perché dopo 76 anni quasi di teatro e di girare la Sicilia, l'Italia e il mondo, i riconoscimenti ti arrivano da tutte le parti, soprattutto verbali, cioè il pubblico stesso che ti incoraggia a continuare, il pubblico di tutto il mondo. Quindi poi tu torni a casa e ricominci l'avventura nel tuo teatrino, nei vicoli di Palermo. Arte, cultura e tradizione si mescolano nella produzione artistica del maestro Mimmo Cuticchio, tessera importante della città di Palermo. Questa parete l'honoris causa viene attribuita a personalità che sono distinte nel mondo della cultura, nel mondo della ricerca, e nel caso di Mimmo Cuticchio qui abbiamo 2 elementi fondamentali. Innanzitutto il mantenimento culturale del teatro dei pupi, ma anche la narrazione, il mantenimento del cunto siciliano che fa parte della nostra tradizione. Ben conosco il valore di ognuno di voi
e pertanto vi lascerò liberi nella mischia. Per San Dionigi, scendiamo tutti sul campo di battaglia. E adesso una pausa, torniamo tra poco con le notizie sul calcio Catania. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio, attenzione puntata sulla finale di Coppa Italia di mercoledì, però per il Catania c'è prima la sfida contro l'Audace Cerignola, da valutare le condizioni di Cianci e Cicerelli. Francesco Triolo. All'orizzonte la finale d'andata di Coppa Italia, la partita che oggi vale una stagione per il Catania, ma prima c'è da pensare al campionato, alla sfida di venerdì sera 20:45 al Massimino contro l'Audace Cerignola, una gara che può dare slancio, soprattutto psicologico, in vista della gara di Padova. Zeoli sta cercando di dare la sua impronta, contro il Potenza non c'è stato esordio bis con la vittoria che magari qualcuno si aspettava, ma per adesso si lavora di giorno in giorno. Questa mattina la squadra rossazzurra ha svolto la seduta di allenamento, domani è prevista la rifinitura e la conferenza stampa pre-gara dell'allenatore etneo, dalla quale si potrà capire chi sono gli abili e arruolabili per la gara contro i pugliesi. Se da un lato infatti ritorna Teio dopo aver scontato la squalifica, sono due i giocatori sotto la lente d'osservazione dello staff tecnico e di quello medico. Si tratta intanto di Cianci, che ha rimediato un colpo in testa e occorre verificare le sue condizioni in vista della gara di venerdì, quindi Cicerelli, che ha lamentato un indurimento muscolare nel corso della gara col Potenza, ma potrebbe essersi fermato in tempo e quindi tutto viene rinviato alle decisioni che arriveranno dopo aver valutato gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il calciatore. Zeoli naturalmente spera di averli a disposizione entrambi, almeno per la panchina, per poi poter contare su di loro nel match contro il Padova. Contro il Cerignola si dovrebbe andare in continuità con l'idea tattica vista contro il Potenza, con il 4-3-3 che Zeoli ha schierato, anche se il tecnico ha lavorato anche sul 4-2-3-1, un'ipotesi da mettere in campo anche a partita in corso. E c'è una notizia: Padova-Catania, finale di andata della Coppa Italia di Serie C, in programma martedì 19 marzo. Per motivi di ordine e sicurezza pubblica è stata anticipata di mezz'ora, dunque il fischio d'inizio sarà dato alle ore 20. E per stasera ci fermiamo, grazie per averci seguito e buona serata.